Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questa settimana faremo un episodio un po' particolare che si concentrerà soltanto su due temi. Partiamo dal primo. Si è disputato ed è terminato il Roland Garros, lo slam parigino su terra rossa del tennis. Da segnalare il 14° trionfo di Rafa Nadal, che diventa anche il 22° trionfo nei 4 tornei più importanti, primo nella storia in entrambi. Il tennista fortissimo spagnolo, soprattutto su terra rossa, sigla l'ennesimo record e in 17 apparizioni consecutive ha raccolto ben 14 vittorie e solo 3 sconfitte. Davvero un risultato che difficilmente sarà eguagliato nella storia del tennis. Ma noi vogliamo parlare anche e soprattutto del tennis femminile, perché abbiamo una bellissima sorpresa con Martina Trevisan, che si è fermata soltanto alle semifinali contro la fortissima 18enne americana Coco Gauff. Una Martina Trevisan che ha fatto una cavalcata spettacolare, che ha inanellato una serie di vittorie davvero importanti e che infatti l'hanno proiettata di 27 posizioni più su nel ranking del tennis femminile. Il torneo poi è stata vinta dalla nuova dominatrice di questa epoca, la polacca Iga Swiatek, che a soli 21 anni vince il suo secondo Roland Garros consecutivo e sembra avere quel tipo di dominio che si è visto solo in campo maschile con Rafa Nadal sulla terra rossa. Vediamo se sarà in grado di mantenerlo per così tanto tempo. L'altro tema che volevo affrontare è la nazionale italiana. Infatti, dopo che non si è purtroppo qualificata per i mondiali, ha dovuto disputare una competizione creata appositamente l'anno scorso e che aveva un po' il sapore di beffa, in quanto era la finale con i campioni sudamericani dell'Argentina. In una partita che è stata senza storia, purtroppo per l'Italia, a favore dell'Argentina, a Wembley i biancocelesti hanno battuto gli azzurri per 3-0. Un'Italia che ha concluso così, diciamo, un ciclo in cui l'allenatore Roberto Mancini ha deciso di schierare per questa partita la maggior parte di quei giocatori che avevano vinto il Fantastico Europeo dell'anno scorso, in una sorta di riconoscenza. Ma ha anche capito che è ora di ripartire con nuovi giocatori più giovani, più in forma e più pronti per il calcio di oggi. Ed è così che nella successiva partita contro la Germania l'Italia ha pareggiato 1-1, dimostrando di essere una squadra diversa da quella che ha affrontato l'Argentina, in cui i giocatori in campo sono stati per 10 undicesimi diversi. Soltanto Gianluigi Donnarumma ha giocato entrambe le partite, in cui ha esordito anche un giovanissimo italiano, Gnonto, il giovane nato in provincia di Verbania ed è il 2003, ha realizzato l'assist soltanto 6 minuti dopo essere entrato in campo per il gol di Pellegrini, che aveva dato il vantaggio per la nazionale italiana. Un gol che però non è bastato ed è arrivato il pareggio di Kimmich. Un'Italia che comunque può guardare al futuro con un minimo di speranza e soprattutto con la consapevolezza di essere ancora una nazionale molto forte. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!